Martedì 21 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia principale riguarda la nostra regione: autonomia, no al referendum, la consulta, finalità non chiare, esulta la Lega, avanti tutta, il PD, testo ormai smantellato. La decisione della Corte Costituzionale evita le urne alla riforma Calderoli, ammessi 5 quesiti su cittadinanza, lavoro e appalti. Non ci sarà alcun referendum abrogativo sull'autonomia. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito «l'oggetto e la finalità non risultano chiari», profilando il rischio di un contrasto con l'articolo 116 della Costituzione. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, il pronunciamento contribuisce a chiarire ogni dubbio, ora avanti insieme. Secondo Andrea Martella del PD, invece, parliamo di una legge che era stata di fatto già svuotata, dichiarati ammissibili gli altri 5 quesiti, tra cui quelli su cittadinanza e Jobs Act. L'approfondimento di Ferro Girardi da pagina 2 a pagina 3. Lavoro in provincia di Belluno, incontri sindacati e lavoratori, è prevista un'impennata della produzione per ceramica dolomite. Assemblea all'aperto nel cortile della fabbrica per mettere al corrente i lavoratori di ceramica dolomite del piano di ripartenza dello stabilimento di Trichiana. L'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 22. E adesso invece un lutto che colpisce non solo la comunità di Sedico ma l'intera provincia. Muore a 35 anni di tumore e si era sposata all'hospice. Si è spenta Alessia Chiapparo, mamma di 35 anni di Sedico, vinta da un tumore. A novembre si era sposata in hospice con l'allenatore Christian Darold. L'approfondimento di Dapoian lo troveremo a pagina 23. Giochi invernali, Cortina, cabinovia di Socrepes, regione contro provincia. Socrepes, la regione vuole la cabinovia ma la provincia di Belluno frena, però il suo veto è aggirabile. L'approfondimento di Michielli a pagina 26. E la foto di copertina invece dedicata agli Stati Uniti, ciclone Trump, ieri il giuramento, il presidente giura: finito il declino degli Stati Uniti, io salvato da Dio, riprenderemo Panama e pianteremo la bandiera su Marte. Questa è la sua prima dichiarazione e lo vediamo qui assieme alla moglie e ai figli. Questa è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano è proprio la morte della giovane Alessia Chiapparo, matrimonio in ospedale, poi muore. Alessia Chiapparo aveva 35 anni, stroncata da un tumore scoperto nel 2021, poco dopo essere diventata mamma di Nina. Ingegnere luxottica, prima di andarsene aveva voluto sposare Christian, un allenatore di calcio, le nozze celebrate da padrin. Alessia non c'è più, rimarrà il sorriso, quello dei suoi 35 anni, se l'è portato via quella malattia, un tumore al cervello, scoperta nel 2021, un mese dopo la più grande gioia, essere diventata mamma della piccola Nina. Nel dolore il marito Christian Darold, persona nota a chi frequenta l'ambiente del calcio e della DS Cavarzano. Alessia Chiapparo in Darold era ingegnere gestionale luxottica e abitava a Sedico. La coppia si era sposata 2 mesi fa in ospedale. A celebrare le nozze l'amico e presidente della provincia Roberto Padrine, che dice: è stata un'esperienza forte dal punto di vista emotivo. L'approfondimento di Dedona lo troveremo a pagina 2. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, sempre meno neve ma continueremo a investire sullo sci. Grigoletto di Anef, risparmi del 20% sull'energia con l'innevamento artificiale. L'approfondimento di Fontanive a pagina 3. Feltre, turismo a picco, in un anno ha perso il 10%, turismo a picco in città a Feltre, meno 10% in un anno. I consiglieri comunali Carla Cassol e Alessandro Del Bianco svelano i dati. L'approfondimento di Scarton a pagina 6. La foto di copertina ci porta a Cortina, Codivilla, eredità olimpica per la sanità di Cortina. La visita del commissario dell'USD Giuseppe Dalben con rappresentanti della regione e il sindaco di Cortina sono andati al padiglione Codivilla dell'ospedale, che diventerà una delle eredità lasciate dalle Olimpiadi invernali alla comunità. L'approfondimento di Dibona a pagina 11. Altri richiami dalla prima pagina: Santo Stefano, operaio ucciso da un ceppo, imprenditore a processo. L'approfondimento di Bonetti a pagina 11. Belluno, motorizzazione, il comune chiede orari più lunghi. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5. E sempre dal capoluogo, l'abbraccio del tribunale a Serrangeli, tantissime toghe ma anche persone comuni ieri in tribunale nell'aula al terzo piano per il ricordo dell'avvocato Paolo Serrangeli, trovato morto sabato 11 gennaio nel suo studio di Feltre all'età di 47 anni. L'approfondimento a pagina 6.
Sette Ville, richiamo che ci porta nel Basso Feltrino, accordo alla Edim, cassa integrazione da febbraio, l'articolo di Scarton a pagina 7. E ancora dallo sport, Cortina da oggi a caccia del 18° scudetto, al via la semifinale contro il Gardena, Di Bona firma l'articolo a pagina 13. Calcio, incubo infortuni alla Dolomiti ma per tardivo non è frattura, l'approfondimento a pagina 14. Teatro contemporaneo, uno spettacolo generazionale fra lavoro, mobbing e ironia. Il titolo è curioso, Bidi Bibodi Bibibu, e i temi attualissimi nell'evento della rassegna giovedì H21 proposto da Tip Teatro, l'approfondimento di De Bon a pagina 15. E a pagina 2 appunto la notizia, la triste notizia che mette veramente tanta malinconia e tristezza in tutti noi. Belluno si sposa in ospedale prima di morire. Alessia Chiapparo, 35 anni, ingegnere a Luxottica, deceduta per il tumore scoperto nel 2021 dopo la nascita della figlia. 2 mesi fa le nozze al San Martino con il suo Christian, l'allenatore d'Arold che per lei ha lasciato il Cavarzano Calcio. Alessia non c'è più, rimarrà il sorriso, quello dei suoi 35 anni, così come rimane il dolore grande nel cuore di chi l'ha conosciuta, a cominciare dal marito Christian Darold, persona nota a chi frequenta l'ambiente del calcio. Si erano sposati 2 mesi fa in ospedale. Alessia Chiapparo di Sedico, ingegnere gestionale che lavorava alla Luxottica di Agordo, stava male da tempo, poi la china sempre più giù, tanto che Christian, allenatore della squadra Juniores Elite della DS Cavarzano, ai primi di dicembre aveva lasciato i suoi ragazzi classe 2006-2007, sostituito poi una settimana fa da Sandro Tormen. Non ha mai portato la sua sofferenza personale dentro al campo di calcio, sono parole di Cinzia Balcone, segretaria del gruppo giovanile. I giocatori sapevano che la moglie era malata, ma lo hanno visto sempre sereno. Christian, insomma, non ha mai fatto pesare la situazione terribile che stava vivendo. È lo stesso Christian a ripercorrere la malattia della moglie, mamma della loro piccola Nina di 3 anni. Abbiamo scoperto il tumore al cervello 1 mese dopo la nascita di nostra figlia, ma il male covava già da anni. Siamo andati a Montpellier per l'operazione, ma il calvario era solo cominciato. Devo dire che il personale di Casa Tua 2, dove è stata ricoverata nei 2 mesi, è stato fantastico, così come lo sono stati tantissimi amici. Ho sentito intorno l'affetto, è sempre da Rolda a parlare, e come non ringraziare la Luxottica, non è cosa da niente, mi hanno concesso tutti i permessi per poterla seguire fino alla fine. Adesso però c'è Nina e la vita deve andare avanti con lei. Alessia e Christian si erano sposati il 15 novembre, niente lancio di riso, niente velo e strascico all'ospedale San Martino. È stato Roberto Padrin a celebrare il rito, non in qualità di presidente della provincia, ma di ex calciatore e di amico di tutta la famiglia Darold. Con Christian in particolare aveva pure giocato in un torneo locale nella stessa squadra, il Bar d'Assi di Limana. Il matrimonio di Alessia e Christian è stata un'esperienza forte dal punto di vista emotivo, e Padrina, a ripensare a quel giorno, ricorderò questa cerimonia semplice e sentita. Era stato il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, a delegarlo. Ieri, nel tardo pomeriggio, Cinzia Balcone e Martino Favreto, vicepresidente della DS Cavarzano, si sono fatti carico di telefonare ad uno ai portieri, attaccanti e difensori di Christian per avvisarli della morte di Alessia. Alla cerimonia funebre la società sarà presente di sicuro, ma non credo che i giocatori potranno presenziare perché sono a scuola al mattino. Un comunicato stampa del 13 gennaio aveva annunciato, con firma del presidente del Cavarzano, Claudio Sella, che l'allenatore Christian Darold aveva concluso la sua esperienza dopo un'annata positiva con i giovani. L'ultimo saluto ad Alessia giovedì alle 10 nella sala del commiato della casa funeraria Ganza, dove chi lo vorrà potrà intervenire con delle parole di commemorazione. Si potrà anche andare alla casa funeraria a Sedico in via Belluno 26 nei seguenti orari, oggi e domani, dalle 9:12 alle 15:18. Le ceneri riposeranno nel cimitero di Poggio Reale a Napoli. La famiglia ringrazia in particolare il dottor Zanne, il presidente di Casa Tua 2. Alessia Chiapparo lascia, oltre al marito Christian e alla figlia Nina, la mamma Patrizia, il papà Diego, il fratello Armando con Clara e Lorenzo, la nonna Maria, il cognato Dino con Daniela e Melissa. Ed ecco appunto un primo piano della giovane Alessia Chiapparo assieme a Christian Darold. Voltiamo pagina, siamo a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. L'industria della neve, non temiamo il clima che cambia, sciscerà sempre, fatturato in crescita ed investimenti, gli impiantisti pronti alle sfide future. Il presidente Grigoletto, abbiamo tecnologie di innovamento green. Queste le sue dichiarazioni nell'intervista che troverete in questo articolo a firma di Claudio Fondanive. È la prova che già anche in questa stagione siccitosa è molto positiva, la coltre tiene anche a più 3 gradi e i dati del periodo 23 dicembre-6 gennaio lo confermano. Passaggi in pista aumentati dell'11-12%, ski pass del 6%.
Senza gli sci gli alberghi sarebbero tutti chiusi e la montagna spopolata, questa è la dichiarazione del presidente di Federalberghi, parliamo di Walter De Cassan. Fino a 40 anni fa il turismo era soprattutto estivo, dagli anni 70 il cambio. Continuiamo con pagina 5, motorizzazione semichiusa, basta. Gli uffici sono aperti al pubblico solo 7 ore la settimana in 2 mattine, rabbia degli utenti. In molti hanno chiesto aiuto al comune, interviene l'assessore Roccon. È una situazione inconcepibile. Chiedo alla direzione provinciale di intervenire, non si possono colpire le aziende in questo modo. Questa è la dichiarazione di Roccon. E sempre dal capoluogo, ricarica i bike tranciata, forse topi, la colonnina in Nevegal è inutilizzabile per un guasto, opera dei vandali è ancora un mistero. Falco 2, arrivederci a quest'estate, ieri l'ultimo volo per la stagione invernale. E adesso spostiamoci a Feltre, turisti giù del 10%, un tracollo. I consiglieri comunali Cassola e Del Bianco svelano i dati dei flussi 2024 e parlano di inerzia dell'amministrazione. È come se da un anno all'altro fosse sparito un grosso albergo in città, nessuna mostra di richiamo e città svuotate. Troverete appunto 2 grafici che rappresentano la situazione turistica nella città di Feltre con le partenze e gli arrivi, e si può vedere appunto che vi è stato un calo, in particolare tra il 2023 e il 2024. Feltre non faceva l'avvocato, lo era, mancherà in queste aule il ricordo al tribunale di Belluno di Paolo Serrangeli, venuto a mancare all'età di 47 anni in questi scatti, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Sopra da sinistra il presidente avvocato Daniele Tormeni, il fratello Carlo, sotto le avvocate Eleonora Secco e Fausta Bonan. Diversi lo hanno voluto ricordare nella giornata di ieri in tribunale a Belluno. Siamo a pagina 7, sempre dal Basso Feltrino, 7 ville, Edin Bosch, accordo trovato, la cassa scatterà in febbraio. Dalla prima settimana del prossimo mese in vigore l'ammortizzatore sociale per avviare il rilancio del sito. Feltre, domani film sulla Lincia all'Officinema con il gruppo TAM del CAI e i forestali. E dalla Mon, blackout programmato, sollevazione popolare, salta tutto. L'assessore Dall'Agno: non ci hanno avvisati, abbiamo chiesto il posticipo dell'intervento a primavera. Siamo a pagina 9, notizie da Ponte nelle Alpi, da Pian di Vedoia a Forcella Paloghete verrà risistemato il segna-via CAI 515, convenzione tra comune e parco che stanzia oltre 33.000 euro per l'intervento, uno analogo per il sentiero delle Chiesette. Longarone, piano asfalti a Pianza, Rivalta e Fae, lavori da 200.000 euro in partenza. E ancora da Ponte nelle Alpi, Festival del Teatro Amatoriale Paolo Dego, tutto pronto. Notizia invece da Livina al Longo, stroncato dall'infarto 64enne mentre scia, stroncato da un infarto mentre scia, tragedia ieri poco prima delle 14 sulla pista Pordoi che porta dal passo al Belvedere in territorio trentino in comune di Canazzei. Ha perso la vita Peter Berger, 64 anni, tedesco. Notizia da Cortina, padiglione Codivilla, il cantiere rispetta le scadenze previste, sopralluogo del commissario dell'USLA D'Albena con tecnici della struttura e della regione e sindaco per fare il punto. E sempre da Cortina, casa di riposo più sicura con il nuovo defibrillatore. Cadore, l'associazione Parkinson si allarga, incontro in Val Belluno. E ancora da Cortina tornano venerdì e sabato gli Scarpa Ice Days. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 15. Il soccorso alpino, tra presente e futuro servono giovani. L'intervista di Paola Dallanese, parla il nuovo presidente regionale Giuseppe Sampogna Zandegiacomo. La nostra forza è il gruppo, girerò tutte le sezioni per conoscere i volontari. La formazione dei nostri uomini è fondamentale, nelle emergenze dobbiamo sapere come comportarci. La montagna non è mai assassina, la colpa degli incidenti e della superficialità, il drone sta diventando un pericolo per noi. E ancora, abbiamo bisogno dell'entusiasmo delle nuove leve. Far parte del corpo significa conoscere e vivere le Dolomiti. Queste alcune delle dichiarazioni del neoeletto presidente del Soccorso Alpino Veneto Giuseppe Sampogna Zandegiacomo, che troverete a pagina 15 del Corriere delle Alpi. Pagina 16, gare per auto storiche ostacolate, ma le diffide di ACI non sono punite. L'antitrust non ha potuto determinare l'abuso di posizione dominante lamentato da ASI nel mirino anche un evento a Falcade. Notizie brevi, piscina di Lambiò, l'Itar rugby subacquea, poi una gara in apnea, vasca tuffi, una risorsa. E ancora da Belluno, sinistra italiana, la globalizzazione penalizza la montagna, venerdì assemblea pubblica per il tesseramento.
Siamo a pagina 17, incognita Trump sull'occhiale, l'export negli States vale $1 miliardo. Da Via di Confindustria, il nostro mercato di riferimento, Toffoli di Confartigianato, confidiamo nel governo. Il fermento che precede l'amido è carico di energia, è una vetrina unica per le eccellenze del nostro distretto. E troverete in questa pagina anche le aziende di Confindustria e Belluno che saranno presenti all'Amido 2025 in programma a Milano. Donatori di sangue, rinnovo delle cariche, ricambio è difficile, prima le sezioni al voto, poi il presidente provinciale Bortotte. Invieremo una lettera ai nostri soci per sensibilizzarli alla vita associativa. Ex Casa Trento e Pescheria, stima rivista a ribasso, notizia che ci porta a Feltre. Sono molti anni che le amministrazioni comunali cittadine tentano la vendita, nuova asta anche l'area degli ex magazzini comunali in via Montegrappa. Notizie di Spale da Feltre, cinquina di conferenze da gennaio a maggio dedicate al Giubileo, tutto questo al Museo Diocesano. Enal Sport Villaga, anello di Pradelmoro, aperto di notturna e ancora a spalle larghe e schiena dritta. Il tribunale ricorda Serrangeli, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Fatto di cronaca giudiziaria, a pagina 20, articolo a firma di Gigi Sosso, mi ha portato via 60.000 euro, ma per l'imputato erano compensi. Un feltrino a processo per appropriazione indebita, l'aiutavo in tutti i modi e ha deciso lei i soldi. La Mona all'attacco dei lupi alle EI, sbranato un setter a 2 passi dal ristorante. E ancora Consorzio Bonifica Brenta, scontro a Padova sulla nomina del rappresentante. Siamo a pagina 21, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, Edin Bosch, 1 anno di cassa integrazione. Ieri è stata confermata la condivisione del percorso tra azienda e sindacati, prossima settimana incontro al Ministero. E sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, siamo a Borgo Valbelluna con pagina 22, articolo a firma di Marcella Corrà, ceramica, il piano illustrato ai lavoratori, prevista un'impennata della produzione. Dai 290.000 pezzi del 2024 si punta a toccare i 575.000 del 2027, pressing su Invitalia perché sostenga l'operazione. Sedico travolse un podista, serve una super perizia, Borgo Valbelluna tormenta la ragazza di un locale, è stalking. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla scomparsa della giovane Alessia Chiapparo, muore a 35 anni, si era sposata all'hospice. Sedico aveva scoperto la malattia dopo la nascita della figlia. A novembre il sì a Christian Darold. Giovedì il commiato alla giovane madre. L'appuntamento è alla casa funeraria Ganza di Sedico alle ore 10. Rimaniamo in questa pagina. Soverzene variante, l'appello di Burigo, il sindaco sicurezza per le avviabilità. Al pago, senza vita in strada a Buscole, basta un esame cadaverico. La donna di Buscole è morta per cause naturali, al massimo per un incidente, dopo che in un primo momento la Procura della Repubblica aveva ipotizzato l'autopsia sulla salma di Fiorella Gallazzi. Tutto quello che si farà è un esame esterno non invasivo da parte della medicina legale dell'ospedale San Martino di Belluno. In altre parole, domani ci sarà un'ispezione cadaverica, dopodiché il sostituto procuratore Simone Marcon darà il nulla osta alla sepoltura. Basterà un riscontro diagnostico interno senza ricorrere al consulente di fiducia Antonello Cirnelli. Non si vede alcun risvolto penale, il fascicolo aperto senza indagati né ipotesi di reato sta per essere chiuso. Nell'abitazione di via Buscole funziona una telecamera e dalle immagini acquisite dalla magistratura deve essere emerso che non c'è stato alcun intervento di una terza persona. Galeazzi potrebbe essersi sentita male oppure potrebbe essere uscita di casa in condizioni di scarsa lucidità e scivolata sul ghiaccio battendo il volto e le ginocchia. Lungo il breve tragitto avrebbe perso oggettato diverse cose tra indumenti e gioielli personali. La donna è stata trovata senza vita alle 7 del mattino da un passante che stava andando al lavoro e si è accorto di un corpo in mezzo alla strada. Siamo a pagina 24, raid con le auto alla pista da fondo, vandali individuati grazie al video. Polizia locale e carabinieri hanno analizzato le riprese di sorveglianza, arrivato l'impegno a risarcire. Zoppè cerca nuove strade per creare occupazione, le gelaterie all'estero non sono più un elemento trainante per il paese. Il sindaco Paolo Simonetti, puntiamo su un'offerta turistica di qualità. Val di Zoldo, maschere a Fornesighe, prende il via il concorso, Falcade, la Proloco Caviola apre il tesseramento. Passiamo a Cortina, anzi a San Vito di Cadore, Casa Palatini de Chiore, arriva il vincolo culturale. La soprintendenza sottopone a tutela l'antico edificio a Resinego sulla via Regia, notificata al comune l'avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse. Santo Stefano, schiacciato fra i tronchi un boscaiolo gambiano, 2 vanno a processo. E ancora da Cortina, Cinema Eden da rivitalizzare, scende in campo l'università.
Siamo a pagina 26, rimaniamo a Cortina, impianto Socrepes, la regione ci crede ma la provincia ha ancora dubbi. Oggi la riunione tecnica per convincere la soprintendenza, Padrin, presidente della provincia di Belluno, ci spero ma è una questione tecnica non politica. Fondazione Mico ritiene la cabinovia fondamentale per le Olimpiadi. E ancora da Cortina, Bob e sponsor, gli industriali preparano la controffensiva, ecco quindi la risposta che sta arrivando da Confindustria Belluno dopo quanto dichiarato nella giornata di ieri dal sindaco di Cortina. Confindustria non ha gradito l'attacco dell'amministrazione ampezzana sui partner privati. Il sindaco di Cortina Lorenzi aveva chiesto più concretezza nella ricerca di finanziamenti. Continuiamo con le notizie dalla provincia di Belluno, anzi la rubrica Cultura e Società, Festival di Sanremo, l'Italia leggera di Sanremo. Abbiamo ascoltato in anteprima i 30 pezzi in gara nell'edizione numero 75, poche canzoni impegnate, tanto urban pop, poco rock, ecco i nostri voti, li troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Dalla rubrica invece Giorno e Notte, la serie I Cercatori, seconda stagione, torna il thriller horror bellunese, uscirà su YouTube in autunno e nel frattempo ci saranno 2 spin-off, Masoch staff raddoppiato grazie a 4 nuovi ingressi nel mese di luglio. Musica e territorio nel videoclip Lacrime e Mascara, è uscito il nuovo videoclip di Verena Sambo, questo brano è la mia rinascita. Ed eccoci arrivati allo sport bellunese, hockey, questa sera all'Olimpico, Cortina via la semifinale, alle 20:30 gara 1 con il Gardena. Sport, tiro con l'arco, campionati regionali a Vazzolla, 8 medaglie d'oro bellunesi, ottimi risultati delle nostre 3 squadre Piave, Feltre, Neonata, Antos. A livello individuale brillano Gloria Barnabò, Marisa Gazzi e Giada De Boni. Pallavolo Serie 3 Final Four, a Longarone slitta ancora l'annuncio e continuiamo con lo sci alpino, tricolore giovani a Cipriano, festa di bronzo per Salvati. Pallanuoto giovanile Belluno vola in precampionato, travolto anche il Bentegodi B. Sci alpino e adesso rifatelo. Sofia Goggia e Federica Brignone hanno incantato a Cortina, fra un anno ci sono le Olimpiadi e l'Italia sogna in grande. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Sulle zone montane fino alle prime ore nubi regolari alternate a schiarite in seguito generale aumento della nuvolosità. In pianura in prevalenza molto nuvoloso o coperto con nubi basse, foschie e nebbie in parziale dissolvimento durante le ore centrali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.